inizio nuovo anno scolastico alla preside Casà, Istituto Gallo. Con quali obiettivi pensate di arrivare quest'anno, anche in vista dei nuovi corsi didattici che si affronteranno? Sì, quest'anno siamo un po' all'insegna dell'apertura della scuola, anche con le dovute precauzioni rispetto alla malattia Covid che ci ha in questi 3 anni reso la vita un po' difficile, non a noi docenti, non a noi dirigenti, ma a tutti i ragazzi. I ragazzi, il primo giorno di scuola è stato ieri, abbiamo avuto l'accoglienza delle prime, abbiamo un po' spiegato com'è la struttura della scuola, ma già loro l'avevano scelta perché diciamo con l'orientamento erano già venuti a vederla. Abbiamo detto anche che la scuola è fatta di regole e l'indirizzo enogastronomico ha necessità di regole. Anche gli altri indirizzi diciamo, all'interno della scuola possono offrire ai ragazzi quelle competenze fondamentali che poi li metteranno nel mondo del lavoro o nel mondo universitario. La scuola quest'anno aperta si vede più contentezza all'interno dei corridoi, della classe, anche i docenti, questo stare assieme che è fondamentale sia per i ragazzi sia per tutti gli insegnanti, fanno sì che la scuola quest'anno sembra molto più viva rispetto agli anni che abbiamo avuto. Noi speriamo che la pandemia i casi possano scemare e quindi possano ridursi e alla fine avere una scuola viva, focosa, bella, che dà quegli giusti apprendimenti per poter poi queste ragazze acquisire quelle competenze che gli permetteranno di andare a interagire nel mondo del lavoro dove andranno realmente ad operare, ma anche nel mondo universitario. Anche perché l'enogastronomia ha una fortissima richiesta da parte di aziende, sì, non solo in Italia ma un po' in tutto, c'è purtroppo una carenza. Quest'anno c'è stata una richiesta, i ragazzi quelli di quinta, tutti al lavoro, abbiamo avuto alcune strutture tipo importanti, tipo il Bruserena che ci ha chiesto, ma noi non abbiamo potuto diciamo, rispondere alla richiesta perché i ragazzi erano tutti impegnati. L'avvio al mondo del lavoro è certo e sicuro con l'enogastronomia e quindi i ragazzi vengono già felici nella consapevolezza se non vogliono continuare gli studi, perché c'è qualcuno che poi si appassiona tanto che poi sceglie quelle facoltà che sono consone anche all'enogastronomia. Tra l'altro voi durante l'anno fate parecchia prova pratica in queste aziende. Sì, ma già cioè in questi anni c'è stata un poco di riduzione perché non li abbiamo mandati in aziende, nelle aziende perché nei ristoranti per il motivo del Covid, però all'interno del curricolo con la riforma dei professionali i ragazzi fanno da 7 a 9 ore, quindi già dalle terze classi, quindi già l'esigenza di fare molta pratica per avere poi quelle competenze fondamentali e basilari per andare a lavorare li fanno anche a scuola. Ricordiamo l'indirizzo nautico, quanto è importante, a Porto Empedocle. Sì, e come sapete Porto Empedocle è una città portuale, quindi questi ragazzi possono benissimo, oltre possono fare l'università e quindi questo è fondamentale, è un istituto tecnico che dà la possibilità a questi ragazzi di potersi inserire nel mondo del lavoro anche localmente, diciamo, o nelle grandi navi se vogliono andare fuori, oppure anche all'interno di Porto Empedocle stessa. Abbiamo anche il Brunelleschi, meccanica e meccatronica, abbiamo anche indirizzi, l'ex geometra, quest'anno abbiamo avuto anzi una classe di afflusso in più per quanto riguarda l'ex Brunelleschi, la meccanica e meccatronica, proprio perché i ragazzi hanno trovato nella scuola quello che cercavano, diciamo, hanno trovato consigli di classe adeguati alle loro esigenze, hanno trovato una scuola aperta al territorio, hanno trovato quello che loro vogliono trovare a scuola, chiaramente sensibilità, umanità, ma anche regole e il fatto di vivere in un ambiente democratico dove i ragazzi vivono la loro giovinezza apprendendo è una cosa fondamentale per la scuola.